ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Get raw with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can think the way that I flex on the track? Concussion rampage. Ricky Rick on point with the knock-out style from my lip. That be rolling the mad joints. Just put your hands in the air. Cause there's a party over here. So grab yourself a beer. And we can get our fever on. I'm with it. So let me put my big brown fever on. I'm coming with the disco. I can flip so I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it so I can turn the party out till tomorrow afternoon. Cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? On the dance floor. Step to the side, you gotta run and hide. More to the side, everybody wants to stay alive. Everybody's in the house, we have to roll this back so you can break your fears out. In trance, I'm the only one, we got it going on. So let me get my flowing on. If the blast on the past, then you heard of me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. Or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip from the back to the front. Buonasera Antonino, a te la linea. Non svegliarmi, non svegliarmi, non svegliarmi, ho di nuovo 15 anni, e io sto ballando sto pezzo, non mi sveglio, ah no, ecco, lo sapevo io, lo sapevo, vabbè, cara Sveva, buonasera, e buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, penultima puntata di questa stagione. Bene sì, domani sera si chiude la quinta stagione insieme a Lorenzo Viviani. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1040 di oggi, giovedì 24 di luglio dell'anno del Signore 2025. Peraltro è Santa Cristina, quindi auguri a chi si chiama così. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché voi vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole, molta altra bellissima roba ancora. A proposito di dare il sangue, ieri sera al 340 670 9659 è arrivato fuori tempo massimo questo messaggio che io vi voglio leggere del nostro amico e ascoltatore Savasandir Lorenzo da Como, e in particolare il nostro amico da Como eccolo qua, un momento che lo prendo, eccolo qui, Lorenzo da Como. Ciao Antonino, oggi ho fatto la mia donazione di sangue trimestrale. Considerando che la donazione del sangue è un gesto d'estremo altruismo, è gratuito, fa bene al corpo e allo spirito, mi sorprendo sempre di sapere che c'è poca gente disposta a donare, soprattutto mi sorprendo per alcune motivazioni addotte, in primis la paura del lago e del sangue. Però se lo prescrive il medico, allora l'ago fa sempre paura, ma si è disposti a tollerarlo. Il motivo di fondo è sempre quello, un sano egoismo. Ecco appunto, date un calcio nel culo all'egoismo e andate a dare il sangue che vi fa solo bene. Fare del bene porta bene, non ve lo scordate mai. Bene, vi ricordavo appunto 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222, il telefono quando lo dirò io dopo le ore 19.
Ma adesso, Sveva, se sei pronta, dovremmo avere un bel diritto e rovescio col nostro implacabile Pierluigi Magnaschi. Vai pure in onda, vai pure. La linea 4 della metropolitana di Milano, detta anche linea blu, è un grande fiore all'occhiello per la mobilità nel capoluogo lombardo. Essa infatti da una parte collega Milano con l'aeroporto di Linate, che a sua volta la unisce al resto dell'Europa, e dall'altro lato la linea blu con la fermata San Cristoforo apre una grande porta all'Interland del Sud Milano attraverso un parcheggio di interscambio che fa respirare il resto della città, liberandolo dalla morsa delle auto. La linea 4 infatti unisce l'aeroporto di Linate con San Babila, il Policlinico, l'Università Statale, Piazza della Vetra e Sant'Ambrogio, ed è sempre più frequentata nonostante che sia stata inaugurata da pochi mesi. Non solo, appena si arriva sulla piattaforma il segnale luminoso dice che le carrozze stanno arrivando e sullo stesso display appare anche la comunicazione che il convoglio successivo arriverà in soli altri 3 minuti. Una cosa da non credere, anche perché questo annuncio sul display viene sempre rispettato puntualmente. Insomma, grazie all'ATM e ai tecnici dell'impresa romana WeBuild, anche l'Italia sa porsi ai primi posti nel mondo delle grandi infrastrutture di trasporto. Grazie come sempre all'immenso Pierluigi Magnaschi per il suo diritto e rovescio. Adesso noi alle 18, 20 minuti e 40 secondi, tra poco entreremo in comunicazione con il gradito ospite di questa sera, che peraltro è anche un gradito ritorno per il Qui Parlamento. Nel frattempo vi do qualche titolo dell'agenzia stampa DN Kronos. USA trasferiti a Miami i 2 italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, la Farnesina comunica che i 2 connazionali saranno portati nel centro ICE di Chrome. Ancora Milano, Letizia Moratti, Sala ha sottovalutato i segnali di allarme, la città è ferma da 2 mesi. Ne parla la DN Kronos, l'ex sindaca auspica un centrodestra maturo e coeso. Sul candidato sindaco penso a una figura civica che conosca profondamente Milano. Dovrà ascoltare molto più di quanto si è fatto finora. Ancora la strage di Brandizzo, 24 indagati, l'accusa è di omicidio colposo, qualcuno forse la ricorderà, ve la ricordiamo insieme ai colleghi dell'ADN. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 5 operai morirono travolti da un treno mentre si trovavano al lavoro sui binari. Le Marche, Alessia Morani, questo è un esclusivo dell'ADN, avanti con Ricci, Conte abbia fiducia nelle persone per bene. Intervista all'ADN Kronos, danno dall'inchiesta, no, sta risvegliando l'orgoglio dei nostri, non esiste un piano B. Come mai Bocchino e i giornali di destra sapevano dell'avviso di garanzia prima del diretto interessato? Altri 12 nuovi casi poi di West Nile nel Lazio, salgono adesso a 21, da inizio anno i contagi in Italia sono 32, 2 i morti, uno nel Lazio, uno in Piemonte. Roma, scoperta shock al San Camillo, resti di ossa umane tra i rifiuti e poi dazi di Trump, il compromesso del 15% lo pagano imprese e consumatori europei e americani. Di questo parleremo alle 18.35 con l'amico e collega Andrea Muratore, che è uno degli esperti di Confapi Brescia. Infine la BCE lascia i tassi invariati al 2%, il contesto resta eccezionalmente incerto. Camilla è l'aspetto più giovane a 78 anni, merito del look ispirato a Kate, a saperlo. Questa famiglia reale britannica ci regala sempre grandi sorprese. Abbiamo Giorgia Meloni poi sulla copertina di Time. A quasi 3 anni, scrive la DN Kronos, a quasi 3 anni dall'inizio del suo mandato, scrive il settimanale nel pezzo dal titolo Dove sta portando l'Europa, la Presidente del Consiglio viene descritta come una delle figure più interessanti del continente. Giorgia Meloni, sulla copertina del settimanale americano Time, la testata dedica alla Presidente del Consiglio un ampio articolo dal titolo Where Giorgia Meloni is Leading Europe, cioè dove sta andando l'Europa sotto la guida di Giorgia Meloni, firmato da Massimo Calabresi, tracciando un profilo complesso e sfaccettato della leader di Fratelli d'Italia.
Nell'anticipazione dell'articolo si legge: il fascismo è un argomento da cui Giorgia Meloni, primo ministro italiano, non può sfuggire. Quando ha acquistato il potere nel 2022 guidando un movimento nato dagli ultimi fedeli di Benito Mussolini, i critici in Italia e in Europa hanno visto nella sua retorica nazionalista e nella difesa della civiltà occidentale una pericolosa svolta a destra per il paese. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva indicato la sua elezione come un segnale del crescente pericolo dell'autoritarismo a livello globale, viene ricordato. Eppure, sottolinea il Time, Meloni ha spiazzato molti dei suoi oppositori. In patria, Meloni ha moderato alcune delle sue posizioni più radicali, mentre sulla scena internazionale si è mostrata più pragmatica che ideologica, guadagnandosi il rispetto di figure politiche molto diverse tra loro, da Biden alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, fino al vicepresidente americano J.D. Vance. A quasi 3 anni dall'inizio del suo mandato, Meloni viene descritta come una delle figure più interessanti d'Europa, il cui stile di leadership potrebbe avere un impatto significativo ben oltre i confini italiani. Time, una volta io ero abbonato perché era un settimanale che Antonino, scusami se era ti di stampo interrompo. repubblicano. Sì, C'è l'onorevole in abbiamo attesa quando l'ospite. vuoi, sì. E allora vai subito con la sigla. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di ritrovare, di dare di nuovo il benvenuto all'onorevole Alberto Bagnai, che è stato anche co-conduttore di questa trasmissione, quindi un gradito bentornato a casa. Buonasera. Grazie Antonino, grazie. Non vedo l'ora di tornare. Sono 5 minuti in ritardo, scusatemi molto per il ritardo. Non c'è problema. Non c'è problema. Allora, il provvedimento sui conti correnti, cioè una volta in una famiglia nasceva un bambino e gli facevano il librettino, ora diventa addirittura un diritto di cittadinanza. Che vuol dire? Allora, questa è una battaglia che la Lega sta combattendo e gli amici della Lega stanno fraintendendo, vedo sui social, da molto tempo. E l'impulso è venuto in particolare, voglio ricordarlo sempre per onestà intellettuale, da Armando Siri. Può succedere, è successo anche a me per esempio, che le banche interrompano unilateralmente un rapporto di conto corrente con una persona o si rifiutino di accordargli un conto corrente bancario. Allora, qual è il punto del conto corrente bancario? Il conto corrente bancario è lo strumento che serve per accedere all'infrastruttura di pagamento elettronica, che oggi è richiesta. Io posso avere i miei dubbi, ma questo è un dato di fatto dallo Stato per tutta una serie di operazioni, a partire da, per esempio, percepire la remunerazione se sei un lavoratore dipendente, e quindi se ti tagliano fuori da questo circuito o non ti consentono di accedere a questo circuito, ti danno, di fatto ti escludono dall'esercizio dei più banali diritti economici, come quello per esempio di ricevere una remunerazione se si è lavorato. Questo può accadere per i motivi più svariati, che possono essere legati a segnalazioni più o meno fondate derivanti da queste centrali che individuano asseritamente gli individui rischiosi in termini bancari, ma anche semplicemente dal fatto che oggi, per come è strutturata l'industria bancaria, e non è colpa di questa industria in particolare, ma di tante circostanze oggettive, il cliente per una banca, molti ascoltatori se ne saranno accorti, è più un peso che una risorsa, più una liability che un asset, come dicono quelli studiati. Sul perché ci sarebbe da interrogarsi, e però se vuoi lo facciamo, ma comunque questo è un dato di fatto che tutti percepiamo. Tant'è che anche semplicemente un conto con saldo attivo, ma dove magari per un po' non vengono svolte delle operazioni, così può capitare che venga chiuso unilateralmente. Questo può essere, a seconda dei casi, un fatto più o meno dirompente nella vita di una persona, però stiamo parlando di questo. Non stiamo parlando dell'obbligo per il cittadino di avere un conto corrente, cioè per l'obbligo di essere, legato all'infrastruttura della moneta bancaria. Questo è un obbligo su cui noi abbiamo sempre espresso delle perplessità, tant'è che chi ti parla è il tuo caro co-conduttore, cioè io, nel 2016
22 presentò il disegno di legge per l'innalzamento del tetto del contante a 10.000 euro, poi si raggiunse una soluzione Sì. di compromesso a 5.000 in legge di bilancio per il 2023. Quindi io sono un convinto sostenitore della supremazia del contante come infrastruttura di pagamento, e peraltro abbiamo visto anche una simpatica, o che voleva essere simpatica, commissaria europea ricordarci che in caso di crisi non c'è nulla come il contante, perché, come abbiamo sempre detto noi, ma anche la BCE, in un mondo di blackout, per esempio, la moneta elettronica ha degli ovvi limiti. Quindi non si tratta di imporla, ma si tratta di consentire a chi desidera accedere di accedere, e se non viene dato l'accesso, cioè se non viene aperto il conto corrente, occorre motivarlo, e si tratta anche di non isolare dal circuito economico chi c'è entrato senza dargli delle motivazioni e senza delle gravi motivazioni. Le motivazioni sono quelle stabilite dalla normativa europea, cioè se ci sono fondati sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Certo. Ecco, al di là di questo provvedimento, adesso siamo nella fase dell'anno in cui si dice: "Ne parliamo a settembre". A settembre di che cosa parleremo per quanto riguarda il nostro fisco, la nostra economia, le nostre finanze? Allora, come dicevo in aula, appunto nel motivare il voto favorevole a questo provvedimento, che fra l'altro, mi preme dirlo, è stato un voto unanime, e secondo me è stato un voto unanime anche per uno scatto d'orgoglio del Parlamento, perché anche se abbiamo tanti rivoluzionari di cartapesta in giro per i social che dicono che questo è un provvedimento sostanzialmente dei rettiliani, io, come tu sai, sono un rettiliano, ti ricordi quando conducevamo insieme? Ma in questa radio Ho siamo dei- tutti rettiliani. Perfetto, o dei poteri forti. In realtà, diciamo, i poteri forti non è che lo abbiano esattamente agevolato, altrimenti non ci sarebbero voluti 5 anni e mezzo. L'associazione di categoria e la vigilanza nazionale lo vedevano con grande sospetto e con grande fastidio, perché naturalmente, come ovunque, pensate ad esempio il mondo di cui mi occupo, poi vengo alla tua domanda perdonami questa divagazione, ma ci No, tengo a no. precisare questo punto. Dopo la meravigliosa stagione delle privatizzazioni degli anni 90, che come sapete a noi della Lega sta simpaticissima perché adoriamo Draghi, eravamo tutti a bordo del Britannia con lui e ci siamo spartiti il mondo con lui, dopo quella meravigliosa stagione il mondo è pieno di cose che sono private ma assolvono una funzione pubblica. Per esempio, il bancomat è privato, ma nel momento in cui lo Stato ti impone di usarlo, assolve una funzione pubblica, e quindi lo Stato ti deve anche permettere di usarlo. Un'altra cosa è il meraviglioso mondo su cui vigilo, quello delle casse previdenziali, che sono private, ma assolvono una funzione pubblica, con episodi come quello a tutti noto e che spesso cito dell'INPGI, che è stata privata fino a che non si è ricordata di essere pubblica perché era in deficit e è confluita nell'INPS. Cioè, questa ambiguità esiste e va gestita. Torno alla tua domanda. Nel fare la dichiarazione di voto mi sono andato a guardare per esempio il punto 4 del programma di centrodestra, e molte cose che lì erano elencate sono state fatte. Abbiamo ridotto le sanzioni in ambito tributario, abbiamo applicato il principio del chi più assume meno paga, con decontribuzioni e super decontribuzioni per categorie di lavoratori, tra cui per esempio le madri con 3 figli, con 2 figli, giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Quali sono i 2 cantieri importanti che rimangono aperti dal nostro punto di vista? Rimane aperto il cantiere della rottamazione, che è un cantiere nazionale, e il cantiere dell'innalzamento a 100.000 euro del tetto di fatturato per la mini flat, che invece è un cantiere europeo. Cantiere della rottamazione, conoscete la proposta dell'onorevole Gusmeroli in questo caso, che prevede una rottamazione in 120 rate tutte uguali, di pari importo, per evitare la crisi di liquidità che le rottamazioni precedenti determinavano all'inizio con le maxi rate iniziali. Si sta lavorando sul perimetro e sulle modalità concrete di attuazione di questa misura. L'esame in commissione dovrebbe andare avanti, terminarsi sostanzialmente poi a settembre. Si sta anche lavorando sul cantiere europeo. Perché europeo quello dell'estensione della mini flat a 100.000? Perché se la vuoi fare bene, la mini flat deve prevedere quindi l'esenzione IVA, quindi dall'obbligo della fatturazione, eccetera, eccetera. E per questo occorre spostare il limite dell'esenzione IVA, che è a 85.000 di fatturato, spostarlo a 100.000 di fatturato, ma questo può essere fatto solo in sede europea. Come ci ha riferito il sottosegretario Freni venendo in commissione, rispondendo a una mia interrogazione un mese fa,
le interlocuzioni sono in corso e questo è uno dei nostri obiettivi di legislatura, e quindi bisognerà che sia realizzato, se non quest'anno, l'anno prossimo, perché era il progetto iniziale che poi è stato smontato dal governo giallorosso. Vogliamo tornare a quella roba lì fatta anche meglio. Molto bene. Allora, grazie del tuo tempo, caro Alberto, caro onorevole, e ci ritroviamo presto allora. Sempre un piacere essere con voi. Scusate Grazie il ritardo. ancora. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Salve a tutti e benvenuti nella mia rubrica Simil Podcast Parliamo un po' di. Oggi chiacchieriamo d'amore tra mito e scienza, naturalmente nei limiti delle mie competenze. Vi ricordo che questi non sono video di approfondimento, ma un piccolo spazio per incuriosirci e riflettere insieme. Perciò vi invito sempre a documentarvi e, se serve, a correggermi se ho frainteso o riportato male qualcosa. Bene, iniziamo. L'altro giorno, scrollando Instagram, mi sono imbattuta in un post che parlava di un esperimento condotto nel 1997, pensato per dimostrare che l'amore, o comunque una connessione intensa, può nascere anche tra due perfetti sconosciuti. Come? Secondo questo studio basterebbero 36 domande appositamente pensate per far abbassare un po' alla volta le difese dell'altro. In effetti, tra i più grandi ostacoli nei rapporti ci sono proprio i muri che costruiamo, mattone dopo mattone, con i nostri traumi, le esperienze pregresse, le ambizioni, i desideri, le repressioni. All'inizio di una relazione, infatti, è difficile trovare un equilibrio tra il conoscere e il farsi conoscere davvero, senza spaventare o allontanare l'altro, né allo stesso tempo lasciarsi travolgere o ossessionare eccessivamente. L'esperimento voleva dimostrare che con la giusta gradualità e profondità delle domande un legame può nascere e fiorire in modo naturale. Quasi 30 anni fa lo psicologo sociale Arthur Aron e i suoi colleghi pubblicarono un articolo intitolato La creazione sperimentale di intimità interpersonale. Volevano scoprire se fosse possibile creare, come in laboratorio, un contesto in cui due sconosciuti potessero legare profondamente, diventando amici o persino innamorandosi in meno di un'ora. Organizzarono una serie di esperimenti. Due volontari, che non si erano mai visti, entravano in una stanza vuota, si sedevano uno di fronte all'altro e rispondevano a turno a una lista di 36 domande. Alla fine restavano a guardarsi negli occhi per 4 minuti. L'intero incontro non doveva superare i 45 minuti. Le domande sono semplici ma intime. Alcune sono domande un po' più superficiali, man mano poi entrano nella profondità, nell'intimità della persona. Ad esempio, quando è stata l'ultima volta che hai cantato da solo e per qualcun altro? Pensi mai a come morirai? Qual è il tuo ricordo più caro e il più terribile? Quando è stata l'ultima volta che hai pianto davanti a qualcuno e da solo? Dì al tuo partner qualcosa che ti piace particolarmente di lui. C'è qualcosa di troppo serio per scherzarci su? Queste domande funzionano perché ci aiutano ad aprirci, a mostrare parti di noi che normalmente nascondiamo. Certo, l'esperimento è stato molto discusso. Non esiste una garanzia che porti davvero all'innamoramento, ma può sicuramente favorire un legame più profondo tra le persone. Tutto dipende dal contesto e soprattutto dalla disponibilità emotiva dei partecipanti. E qui viene da chiedersi: l'amore può davvero essere ridotto a un esperimento, a qualcosa di laboratorio, o c'è appunto qualcosa in più? Da un lato l'amore è anche biologia,
Quando ci innamoriamo il nostro corpo vive una vera e propria tempesta chimica, aumenta la dopamina ad esempio, cioè aumentano dei neurotrasmettitori che ci danno euforia e felicità, mentre diminuisce la serotonina. Ciò ci renderebbe più vulnerabili all'ansia e ossessionati dalla persona amata. Questa riduzione della serotonina, infatti, ricorda quella che si osserva nei disturbi ossessivi compulsivi. Ma l'amore non è solo chimica, è anche cultura, storia e significato. Ogni epoca e ogni popolo l'ha raccontato a modo suo, anche attraverso storie meravigliose e mitologiche. Nella mitologia classica, una delle storie che mi ha più affascinata è quella di Amore e Psiche. Raccontata da Puleio nelle Metamorfosi, è una favola allegorica che parla dell'amore, dell'anima e del cammino verso l'immortalità. Psiche rappresenta l'anima, dunque si parla del percorso dell'anima che approda all'amore, che pretende una scoperta e una fiducia reciproche. O ancora la storia di Eco e Narciso. Di Eco in realtà ho già parlato in una puntata che vi linko in descrizione. L'amore che diventa annullamento per l'altro o ossessione per se stessi. O quella di Afrodite e Ares, dove la bellezza e l'amore incontrano la guerra. E voi cosa ne pensate? Vi sottoporreste mai all'esperimento delle 36 domande? O credete serva qualcosa in più? Fatemelo sapere nei commenti o nei messaggi, mi piacerebbe tantissimo conoscere la vostra opinione. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e condividetelo con chi amate. A presto, ciao! Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Sveva, grazie anche alla nostra Gabriella Ronza con cui abbiamo camminato per questa quinta edizione di Zoom, questa quinta stagione di Zoom. Aggiungerei una cosa, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questa stagione, Paola D'Amico, Carla De Bernardi, Antonio Zennaro, la nostra Gabriella, Carlo Cambi con il suo ufficio cambi finché gli è stato possibile, e poi naturalmente domani avremo Ale Musella e il nostro programma che realizziamo insieme e che ci ha permesso di vincere l'anno scorso il microfono d'oro, niente po' di meno che Lorenzo Viviani per Chilometro Zoom. Allora, si sono fatte le 18:41 minuti e 12 secondi. Tra l'altro mi ero dimenticato di annunciarvi il disco con cui abbiamo iniziato la trasmissione, perché m'ero perso nei miei 15 anni. Era Entrance Stayin' Alive remix del 1995 con l'immenso Riccardo da Force, che è il DJ vestito da pappone che si vede all'inizio del video, nel corso insomma in cui a questi tre personaggi avvengono tutta una serie di disavventure vagamente ispirate al mondo della disco music. Poi uno non fa a tempo a ricordare i suoi 15 anni, che va ancora più indietro, a poco più dell'essere un bambino, perché l'ANSA batte adesso che è morto Hulk Hogan. Hulk Hogan, lo ricorderete tutti quanti, era una leggenda del wrestling, un grande fan di Donald Trump, dice ancora l'ADN l'ANSA, lo aveva sostenuto intervenendo alla convention repubblicana ed era molto noto in Italia. Perché? Perché, se non ricordo male, il sabato pomeriggio, per un periodo alla fine degli anni '80, nei primi anni '90, sì, verso il '90-92, Italia 1, se mal non ricordo, mandava in onda questi incontri di wrestling e in uno di questi, tra l'altro, ha partecipato l'allora conosciuto come palazzinaro Donald Trump, che prese a legnate, o meglio, fece finta, perché poi il wrestling è tutta finzione, prese a legnate uno che aveva osato sfidarlo. Lui salì con tanto di cappotto e cravattazza rossa che portava già allora sul ring e picchiò. Hulk Hogan, adesso passiamo sull'ADN Kronos, nato come Terry Eugene Bollea, è morto a 71 anni a causa di un arresto cardiaco. La notizia è stata confermata dal sito americano TMZ Sports, che ha riferito l'intervento dei soccorsi presso la sua abitazione di Clearwater in Florida nelle prime ore di giovedì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, diversi mezzi della polizia e ambulanze si sono presentati all'abitazione del leggendario wrestler. Hogan è stato trasportato in barella dai paramedici, caricato su un'ambulanza,
ma per lui non c'è stato nulla da fare. Solo poche settimane fa la moglie, Sky Daily, aveva smentito pubblicamente le voci secondo cui Hogan si trovasse in coma, affermando che il suo cuore era forte nonostante il difficile periodo post-operatorio legato a un intervento al collo avvenuto nello scorso maggio. Tra l'altro sono state indimenticabili come wrestler le rivalità con André the Giant di Ultimate Warrior e Macho Man Randy Savage, così come lo storico incontro con The Rock a WrestleMania X8 nel 2002. Nel 1996 Hogan ha sorpreso il mondo reinventandosi come Hollywood Hogan e fondando la famigerata stable NWO New World Order, dando nuova linfa al wrestling americano. Era finito anche nel mirino perché in una conversazione registrata di nascosto aveva tirato fuori tutta una serie di uscite razziste e poi aveva anche recitato al cinema in Rocky 3 accanto a Sylvester Stallone, aveva recitato pure in Mr. Nanny e così via, e infine era stato alla convention repubblicana l'anno scorso per lanciare la candidatura di Donald Trump, che era amico suo. Permettetemi, appunto, prima rievocavo i miei 15 anni, torno indietro, ne ho 10-11, siamo fuori nel cortile, quindi siamo nel 90-91. A quel tempo, ora io dirò una cosa che quelli che hanno tra i 40 e i 45 anni avranno un brivido perché se la ricorderanno di sicuro. Durante Bim Bum Bam c'era la pubblicità di queste macchinette fotografiche 110, quelle piccole delle dimensioni di un pacchetto di sigaretta, e ne era stata fatta una serie che veniva venduta, se non sbaglio, da Giochi Preziosi in Italia. Ce n'era una versione che tu ti facevi la foto e apparivano le tartarughe ninja, e ce n'era una con Barbie e i Mio Mini Pony, forse, se non mi sbaglio, e ce n'era una con Hulk Hogan. A un certo punto arrivò un pomeriggio un ragazzino, un amico nostro che conoscevamo, la cui particolarità era essere un cazzaro ed essere soprattutto un enorme pallonaro. E però lui si presentò con sta macchinetta e si vantò davanti a tutti, perché io c'ho la macchinetta che mi faccio le foto con Hulk Hogan e voi no. E noi lo mandammo serenamente a scopare il mare. Bene, dopo questo momento lo saluto, ciao Antonio, ciao, grandissimo pallonaro che non sei altro. Ma detto ciò, noi torniamo adesso. Che cosa m'hai fatto ricordare, Hulk Hogan? Torniamo adesso invece alla nostra trasmissione, sono le 18:46. Noi passiamo a parlare, visto che è stato evocato pure Trump, dei dazi. Ma saranno dazi amari e dazi nostri il 1° di agosto? Rischiamo davvero questo 30%? Beh, io ne ho parlato con Andrea Muratore, che è un esperto per Confapi Brescia ed è ovviamente un giornalista che si occupa di economia. State a sentire che cosa mi ha detto. Sveva, vai pure, per favore. E allora il gradito ospite di questa sera è l'amico e collega Andrea Muratore, che è un giornalista esperto di economia ed è anche uno degli esperti di Confapi Brescia. Andrea, allora, qui siamo col fiato sospeso. Il 1° di agosto, se non succederà niente, i dazi trampiani saranno pari al 30%. Trump ieri diceva in uno dei suoi interventi pubblici che con l'Europa sta andando bene e probabilmente la chiuderemo sul 15%. Qui la scelta qual è? Tra perdere e straperdere? Ciao Antonino, grazie per l'invito. Lo scenario è interessante. Diciamo che più che perdere direi fare concessioni. Sì. L'America chiede concessioni, chiede un biglietto all'ingresso per il suo mercato, per i suoi scenari anche economici, industriali. Lo chiede pensando che il resto del mondo, a torto o ragione, bari, diciamo, lucri dei fattori produttivi della globalizzazione a guida americana. A mio avviso, dalla rottura bilaterale, dai dazi al 30%, perdono tutti. Perde l'UE di sicuro per i danni a una quota importante di export, ma perderebbe indubbiamente anche l'America, che si troverebbe di fronte a una spaccatura con un alleato e rischierebbe di vedere un pezzo di mercato finire in braccio alla Cina.
L'accordo al 15% limita i danni perché da un lato l'America può cantare vittoria, il nostro principio è passato, dall'altro l'Europa potrebbe incassare l'idea di dazi zero, ad esempio sull'agricoltura, di dazi ridotti sull'auto, come è successo col Giappone, che sì ha accettato il dazio al 15%, ma in cambio di un calo della tariffa dal 25 al 15 sulle auto importate. Non dimentichiamo che infatti le tariffe sotto oggetto di scrutinio sono quelle del 2 aprile, mentre l'America ha tutta un'altra serie di dazi, acciaio, alluminio, auto, in futuro farmaci, che vanno per la loro strada indipendentemente. Senti, noi siamo però sempre lì a discutere, ma per quale motivo l'Italia non può fare reparto a sé? Cioè, abbiamo avuto Giorgia Meloni che ha sottolineato i buoni rapporti con Trump. Per quale motivo l'Italia non sfrutta questa situazione? Per un motivo anche procedurale, l'Italia formalmente, come gli altri paesi UE, non ha più una politica commerciale. La politica commerciale è solo a livello europeo, ad esempio al WTO, all'Organizzazione Mondiale del Commercio, non siedono gli stati nazionali, siede l'Unione Europea come blocco. Da questa politica commerciale abbiamo avuto l'apertura dei mercati, gli scambi anche in aumento, abbiamo in questo contesto qua delle asimmetrie tra i vari paesi, con Italia e Germania che cercano un approccio più morbido, la Francia che fino all'altro ieri, oggi è apparsa più moderata vicino all'Italia, un approccio più quotazionale. Ma del resto, al tempo stesso, sommare tutta la potenza esportatrice dell'Italia, della Germania e del resto d'Europa davanti all'America offre un maggiore potere contrattuale. E questo Meloni in un certo senso l'ha capito. Vuole evitare lo strappo dell'1 agosto e questo è un obiettivo che, se riuscirà a ottenerlo, potrà rivendicare come suo. Certamente. Senti, in tutto questo c'è stata 1 o 2 giorni dedicata a Pechino a festeggiare i 50 anni di rapporti tra l'Unione Europea e la Cina. Xi Jinping ha detto chiaramente a Ursula von der Leyen e ad Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo: guardate, è ora che l'Europa faccia la giusta scelta di campo a livello geostrategico. E Xinhua, che è l'agenzia stampa ufficiale del governo di Pechino, scrive un editoriale nel quale dice: l'Europa o diversifica o muore. Quanta verità c'è in tutto questo, posto che stiamo parlando ovviamente con una parte più che interessata? È una parte più che interessata, ma è una parte in questo contesto qui non manca delle sue ragioni e potremmo dire l'Europa più diversifica, meglio è, vale sia nei confronti del rapporto con la Cina, e qua potremmo ricordare che loro ci dicono che loro ci ricordano che alcuni settori loro ce li hanno fagocitati proprio quando pensavamo alla complementarietà tra noi e loro, auto Sì. elettrica, alcuni settori della meccanica, la chimica, così come potremmo pensare che è meglio diversificare, ad esempio, sulle terre rare rispetto alla filiera cinese. Al tempo stesso, però, ora come ora, io tenderei a non gridare all'allarme quando si pensa a una possibile conquista cinese dei nostri mercati. C'è la prospettiva di un'Europa più integrata con la Cina come risposta ai dazi americani. Ora come ora è remota. Trump deve fare di tutto per non mandare l'Europa in braccio a Pechino. Vero è che l'Europa ha sicuramente una leva negoziale da usare contro Washington con grande attenzione, anche nell'ipotesi di cercare un approccio più morbido verso Pechino, anche se, devo ammettere, né von der Leyen nella sua commissione mi sembrano un grande esercito di strateghi. Decisamente no. Senti, venendo all'Italia e venendo segnatamente al tuo ruolo appunto di esperto per Confapi Brescia, i dazi al 15% che cosa colpirebbero soprattutto in questa parte del nord produttivo? Allora, in questa parte del nord produttivo abbiamo sicuramente da guardare la componentistica che va nell'automotive, macchinari, impianti e probabilmente una parte di food e moda. È anche vero che il mercato americano ad oggi, per quanto importante, corrisponde a un 10% totale del nostro export e va detto ci sono settori decisamente più elastici anche ai dati. Faccio un esempio, l'alta moda un 10%
di aumento e rincari può assorbirlo molto meglio, così come il settore del vino, ad esempio, rispetto alla componentistica e subfornitura. È anche vero che sarà forza politica dell'Italia se sapremo mettere nel pacchetto di misure che saranno messe, di campi che saranno esentati da questo 15%, delle produzioni nostrane. Le parti d'aereo, ad esempio, si parlava nei giorni scorsi, le fusoliere di alcuni aerei americani sono fatte in Italia, per fare un Sì, caso quelle tra del tanti. 787 Dreamliner, sì. Bravissimo, esatto. È un esempio, ecco, ma anche questo è fare politica. Certo. Però ecco, non griderei all'allarme, i dazi americani non sarebbero la fine del mondo neanche col 30%. Tutti i dazi americani con questa politica di Trump sono la fine di un mondo, cioè di un mondo in cui si pensava in che il commercio avesse vita a sé rispetto alla sicurezza economica nazionale. Già da tempo ce ne accorgiamo, ora è arrivata la sveglia. Non è che Biden abbia fatto meno protezionismo, lo faceva con più finezza, col cesello, con gli investimenti, con toni più suadenti, ma la strategia americana è quella di dominare industrialmente in settori dove pensa che da un lato verso la Cina, ma anche verso l'Europa, gli Stati Uniti sono stati a lungo in difesa. Quando Trump ha cominciato a mettere i super dazi nei confronti della Cina, da Pechino gli è stato mandato questo avvertimento: stai attento, perché alla fine di una guerra commerciale nessuno esce vincitore. Ma questo giocare a prendere dazi su dazi, voglio dire, quanto rovinerà l'economia mondiale? Quanto la farà rallentare? Questa è una grande domanda e dovremo capire un dettaglio: quanto i paesi mondiali saranno disposti a accettare il dazio come biglietto d'ingresso, come costo del biglietto d'ingresso al sistema americano, e quanto l'America, nel momento in cui tanti paesi pagheranno questo biglietto, che alimenterà anche la bilancia commerciale e aiuterà a ridurre il debito statunitense, sarà un socio fedele, ovvero continuerà a garantire la stessa globalizzazione, non farà manipolazione valutaria, non metterà un paese, diciamo, contro l'altro con strategie, sanzionismo, politiche di scrutinio commerciale. Ecco, in un clima di guerra commerciale come questo è difficile capire dove andiamo a parare. Però ad oggi è vero, da una guerra commerciale non è mai uscito vincitore nessuno che non avesse già il coltello dalla parte del manico. Scusami, a me sembra tanto una politica di corto respiro. Sì, va bene, tu incassi dei soldi lì per lì. Ieri, per esempio, Trump diceva: ah, vabbè, ma con i dazi stiamo facendo una grande quantità di soldi, come mai era stato finora, l'America è tornata a farsi rispettare e così via. Sì, siamo tutti d'accordo. Però sul lungo periodo mi pare che dopo che la gente si rende conto che tu chiedi il dazio e comincia a commerciare con gli altri, alla fine non è che qui stiamo facendo come la storiella di quello che per fare dispetto alla suocera si è virato. Mi metto dal punto di vista americano, dico, Andrea. Anche perché l'America ha lato festeggia che le tariffe stanno facendo entrare 40-50 miliardi di dollari in più all'erario americano, però adesso entrano su un commercio che era a livelli di prima. Un domani cosa faranno le aziende? Cominceranno chi a scorporare determinati costi, penso ai servizi, chi a usare delle politiche, ad esempio mettendo delle componenti americane per pesare di meno dentro i dazi, solo a spostarsi in paesi dove il dazio è più basso e questa quota si abbasserà. E poi l'America adesso festeggia perché in 3 mesi sono entrati 50 miliardi di dollari in più, ma anche se fossero 200 all'anno, anche se andasse così per 10 anni, 2.000 miliardi quando una legge recente di Trump promette di aggiungere 5.000 miliardi di debito, vuol dire che tu ne hai aggiunti già 3.000 così d'amblè su un debito che già rischia di esplodere. Ecco appunto il debito. Negli anni '80 Ronald Reagan disse che il debito americano era così grande che poteva badare a se stesso. Ma qua mi pare che stiamo arrivando all'elefantiasi. Scoppia il debito americano, che succede? Un altro 29? Entriamo nel territorio inesplorato e infatti dai grandi banchieri americani cominciano a parlare di quanto non si era mai detto, ovvero ristrutturare il debito americano.
ovvero spalmarlo su interessi più alti ma su tempi più lunghi, spalmare il pagamento delle cedole, è un ripensato grande crisi debitoria. Non a caso, Spostati un pochino perché ti sento male però. Ecco, Sì. stavi dicendo appunto del debito americano, tempi più lunghi, interessi più alti? E però al tempo stesso ristrutturarlo, cioè l'America ammette di rischiare di diventare insolvente. Questo sarebbe la contropartita. Il governo l'accetterà, non è ancora detto, però molti grandi banchieri, un sondaggio del Financial Times dice circa il 40% dei grandi banchieri americani dice che gli Stati Uniti dovranno ristrutturare il loro debito nei prossimi 10 anni. E questo è evidentemente l'ultimo avviso. Esatto. Quindi è inutile che Trump ostenti, diciamo così, ogni tanto il mascellone con pose mussoliniane. La verità è che deve imparare a fare i conti pure lui. Certo, perché Trump, che è un grande giocatore di poker, ma non è uno stratega, è un ottimo tattico probabilmente e fa la faccia feroce, ha fatto il capolavoro di presentare davanti al mondo la mossa dei dazi come una mossa offensiva. In realtà è una mossa terribilmente e pericolosamente difensiva e che mostra più le vulnerabilità che la forza dell'America. Ora, Biden non era certamente Reagan, non era men che meno Franklin Delano Roosevelt, ma dalla sua strategia una posa così difensiva, quasi spaventata, si vedeva molto meno. Si vedeva una lungimiranza forse maggiore e dobbiamo dirlo, per i tempi che corrono è tutto dire. Senti, ma a questo punto che cosa può fare l'Europa? Che cosa possiamo fare noi davanti al tavolo da gioco a cui ci siamo seduti? Come la giochiamo sta partita? Innanzitutto evitando mosse inconsulte, ad esempio, in tutto questo la cosa migliore che ha fatto l'Europa è stato non andare in una guerra di ripicche che avrebbe sfasciato tutti. Si può accettare il dazio al 15%, sperando che poi al contempo un po' di ricerca di nuovi mercati, un po' di sviluppo del mercato interno, magari togliendoci certi dazi che ci siamo imposti all'interno, pensiamo solo sull'intelligenza artificiale, ai regolamenti restrittivi che abbiamo fatto, un po' anche di sinergia con altri partner occidentali, Canada, Giappone, e un po' anche di fiducia in noi stessi aiutino a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Magari in parallelo, se invece di discorsi vaghi su riarmi a destra e manca riuscissimo a capire che forse difenderci maggiormente in autonomia è anche fonte di un maggior potere contrattuale commerciale davanti all'America, non sarebbe male. È chiaro che questo imporrebbe una classe dirigente, adesso lungimirante non vedo, perché Macron è in uscita e anche in mezzo in disgrazia. Merz guarda più alle ricadute industriali tedesche. L'Italia comunque si barcamena, ma da sola non può fare molto. Spagna e altri paesi hanno problemi interni, la Commissione europea è sede vacante, capiamo bene che gli scenari sono abbastanza irti. Andrea, per concludere, ringraziandoti del tuo tempo, ormai siamo nella fase in cui quando ci si incontra per qualche riunione o cosa si dice vabbè, ne parliamo a settembre. Ecco appunto a settembre di che cosa dovremmo parlare? Innanzitutto dovremo parlare, saranno scaduti i famosi 50 giorni sull'Ucraina e dovremo capire se qualcosa lì si evolve, i 50 giorni concessi da Trump a Putin prima di eventuali sanzioni. Si dovrà parlare del bilancio europeo da qui a 2 anni, che è un altro bell'ircocervo, ovviamente di come cominceranno a guardare al periodo invernale, al futuro, le imprese in base alla nuova stagione commerciale. E dovremo capire una grande domanda molto secca sull'economia. Il 2026 sarà l'anno della temuta recessione globale. Ad oggi i rischi sembrano più bassi rispetto a qualche mese fa, ma urge tenere la guardia alta. E se le guerre che ci sono adesso, Ucraina e Medio Oriente, continuano, quanto accelereranno questa discesa? Sull'economia quelle peseranno relativamente, peseranno molto ovviamente sul tema di un ordine globale competitivo in cui le questioni commerciali arrivano come la classica ciliegina sulla torta ad aggiungere caos. Allora stiamo
a vedere e soprattutto, insomma, teniamoci abbondantemente informati. Tu hai una buona newsletter dove parli di questi temi. Come si chiama? Italstrat la potete trovare gratuitamente su Substack e su tutti i miei profili social la divulgo ampiamente. Con molto piacere. E allora, grazie caro Andrea e buon lavoro. Anche a te buone meritate vacanze al vostro bel programma. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questo è il prezzo che questo mondo impone a noi, di vivere senza certezza alcuna, in bilico nel blu, disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro. Piegati alle regole del buon mercato, mi pento e mi dolgo per questo peccato, ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero. E stiamo isolati in cerca di gloria, mediocri e muti e senza memoria, ma quando l'estate è tornata speranza c'è ancora. Ti prego, vivi, vivi, davvero, vivi. Questo è il prezzo che questo tempo impone a noi, velocemente vivere una vita. Il frutto del peccato una donna l'ha mangiato, adesso io vorrei un pezzo di torta. Piegati alle regole del buon partito, nessun pregiudizio è mai stato sanato, raccontami quello che fai per dormire la notte. Illusi, delusi dal senso di colpa, costretti da una morale distorta, ma fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego, vivi, davvero, davvero, vivi, c'è nessuno di noi, la strada siamo noi, davvero, vivi, vivi, davvero, davvero, vivi, davvero. Feeling better. Get out more, more. Feeling better. Get out more. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 19:07 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ecco qua, celebriamo a modo nostro Hulk Hogan perché questa è la famosa macchinetta di cui vi parlavo prima e che quello sborone del mio amico Antonio ci portò in quel lontano 1991. Eccolo qua. Questa è la macchinetta, se voi guardate bene sulla nostra, sul nostro, il nostro canale Facebook, oppure YouTube, oppure Twitch, o sull'app, naturalmente non ve la posso mostrare per radio, ma ve la posso descrivere appunto. È una macchinetta 110, una macchinetta di quelle che avevano le dimensioni del pacchetto di sigarette, che ha Hulk Hogan che fa questa posa da macio. E se guardate bene dietro c'è la fotografia dei bambini che fanno tiro alla corda e in un angolo appare Hulk Hogan benedicente che fa questa posa da duro. Ecco, io in questo momento mi sto vergognando come un ladro, anche perché sto mostrando tutto il mio boomerismo. Voi dovete sapere che nella plancia comando non c'è solo Sveva, che bene o male è abituata a sentire le mie mattane, no, c'è anche
il buon Vittorio tra i barbari eleganti asceso, il quale immagino che nella prossima puntata si comprerà questa macchinetta e verrà a prendermi per il culo in diretta. Vittorio, palesati, che cosa ne pensi? Ma no, ma stai scherzando, Antonino? Cioè, io l'adoro, la Tu la comprerei adori? ora. Stai fermo perché ora io ti stendo letteralmente, perché non c'era solo questa di Hulk Hogan, ma signore e signori, eccola qui, quella delle tartarughe Questa è ninja. mia, questa è Guarda che mia. roba. Eccolo qua, questo chi è? Raffaello, quello che gli piaceva la pizza col salame, anche lui nella stessa foto di Hulk Hogan con i bambini che fanno il tiro alla fune. Ah no, Michelangelo stampato su ogni foto. Quindi, tra l'altro i rullini 110 li fanno ancora, non vi dico chi è che li fa, se no gli facciamo pubblicità, però sappiate che li fanno ancora. È una macchinetta di dimensioni di un pacchetto di sigarette, la potete portare pure nel taschino della giacca. Io ne ho una, non di queste che fa le fotografie, anzi veramente ne ho due, non di queste che fanno le foto di Hulk Hogan e delle tartarughe ninja, ma la cosa più assurda, gente, è che questa roba sul mercato del vintage vale un sacco di soldi. Guardate qua su eBay la macchinetta di Hulk Hogan a quanto è in vendita? 86,50 €. Cioè 86,50 € la macchinetta di Hulk Hogan. Questa invece, che è in America, delle tartarughe ninja, 84,99 €, poi ci dovete pagare il dazio. Provate a immaginare comprare il 2 agosto col dazio al 30% la macchinetta delle tartarughe ninja. Vittorio, ma quanto cacchio ti deve, anzi Sveva, quanto cacchio ti deve venire a costare sta macchinetta? Ecco, sta roba qua costa 86,50 €, quella di Hulk Hogan. La macchinetta che io ho comprato nello stesso 91, eccola qua. Tra l'altro la mia, oltre ad avere tutto questo, c'ha anche l'album delle foto, quindi potrei chiedere 85 € anziché 80 come questi Bayer. Ecco, io la pagai 130.000 lire, l'equivalente di 122 € dei nostri, lavando piatti da mia zia Santina quell'estate. E il bello è che oggi la vendono a 80 €, cioè una compattina vera, una macchina fotografica che funziona col rullino normale, 80 €, quella di Hulk Hogan 86,50 €. Io non ho altro da aggiungere, vostro onore. Ecco, e con questo ho dimostrato la mia vecchiaia a questi due giovani. Niente, avete visto che cosa girava attorno al mitico Hulk? Avrebbero dovuto fare anche la macchinetta, quella che imprimeva Trump sulle fotografie. Vittorio, tu l'avresti comprata? Ma Antonino, quella di Hulk Hogan sicuramente, anche perché da grande fan del wrestling avrei sicuramente preso quella di Hulk Hogan. Poi mi hai riportato alla mente tanti bei ricordi come WrestleMania 18, quindi mi è scesa un po' la lacrimuccia, effettivamente. Marco si sarebbe comprato la macchinetta di Donald Trump se l'avessero fatta. Sicuro, sicuro. Lo salutiamo e salutiamo anche la sua passione per le estremità femminili. Va bene. Certo. Ecco, comportatevi bene, Lico Sveva, mi raccomando a voi. Sempre, allora, Antonino. ecco, se no Sveva ve le tira le scarpe, altro che Assolutamente sì, ma anche proprio di taglio. Sì, sì, sì. No, Sveva fa proprio alla calabrese, mi caccia la scarpa, ti minuca la cazzetta, mi tolgo la scarpa e ti picchio con la calza, al che la risposta era che se non muoio per la botta, muoio per la puzza, se non muoio per la botta, muoio per gli effluvi, ma noi sappiamo che Sveva è costumata creatura, per cui non diremo queste volgarità così basse e insinuanti. Vabbè, dopo questo momento di amarcord dove mi avete riportato con la morte di Hulk Hogan, e dopo avervi dimostrato quanto sono vecchio, pensate, la macchinetta che imprimeva Hulk Hogan nella fotografia. Oggi ci sono i meme di Hulk Hogan, tutte ste robe qua e là. Noi altri nel 1991, nella Calabria più profonda, vedere arrivare a questo con la macchinetta che faceva Hulk Hogan. Oddio, i primi 5 minuti in effetti lo abbiamo invidiato tutti. Poi però l'abbiamo preso per il cazzone che era e l'abbiamo trattato come tale. Ma questa è un'altra storia. Va bene, le 19:13 minuti e 7 secondi, apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri,
oppure 340-670-9659. Avete ascoltato anche un gran bel pezzo di Giorgia, Vivi davvero, dell'anno di grazia 2002, sempre elegante Giorgia con le sue canzoni, sempre di stile, devo dire la verità. E nel frattempo altre notizie che arrivano dalle agenzie, sempre l'ADN, Torino, esplosione in condominio a Collegno, si scava tra le macerie per cercare dei dispersi. Ancora non si conoscono le cause dell'accaduto. Benedetti Dio, è un periodo che vivere in città non è propriamente una cosa tranquilla. Prima l'esplosione, quella del deposito a Roma 2 settimane fa, adesso leggo qua sull'ADN, perché l'ha battuta pochi minuti fa, esplosione in un condominio di Collegno nel Torinese. I vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie eventuali dispersi. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre, ancora non si conoscono le cause dell'accaduto. Ancora diamo un'altra occhiata, vediamo un po' che cosa c'è in questa estate molto calda. Temptation Island, boom di ascolti, vabbè. Francesco Arca annuncia querela oggi, nessuna relazione con Elisabetta Gregoraci. Lillo e Greg, voi che io stimo profondamente, permettete se vi cito per un attimo. Comunque, sti cazzi, pensa che Francesco Arca ha avuto suoi motivi per querelare oggi. E comunque, sti cazzi di Francesco Arca, pensa che lui difende sua immagine. Va bene, dopo questa citazione di Lille e Greg, che salutiamo, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Vi dicevo appunto di Letizia Moratti, che ha parlato all'ADN Cronos dell'inchiesta in corso sull'edilizia. È molto interessante perché lei appunto ha voluto dire la sua su quello che stava succedendo, che sta succedendo in città. E allora cosa dice la Moratti all'ADN Cronos? Milano rischia di perdere la spinta propulsiva che l'aveva caratterizzata dopo l'Expo, con l'inchiesta che coinvolge la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, schiacciata tra grandi opere incompiute, cantieri bloccati, un crescente malcontento sociale. L'ex sindaca, intervistata dall'ADN Cronos, denuncia la sempre più crescente distanza tra amministrazione e cittadini e rilancia la necessità di un'urbanistica inclusiva a misura di tutta la città. Gli occhi sono anche puntati alle prossime elezioni comunali. Nel 2027 il capoluogo meneghino andrà alle urne. L'invito di Moratti all'unità, ma lancia un allarme: senza un cambio di passo la città rischia di diventare sempre più divisa tra centro e periferia. Allora alla Moratti viene chiesto come valuta l'impatto dei progetti infrastrutturali e urbanistici sulla crescita economica e sociale di Milano da Expo 2015 in avanti. Risposta: Expo 2015 è stato senza dubbio un acceleratore straordinario per Milano, ma il vero tema è come si sia capitalizzato quel patrimonio. Alcuni interventi infrastrutturali e urbanistici hanno avuto effetti positivi, penso a tutte le opere che ho fatto inserire e finanziare nel capitolato Expo, come Pedemontana, Brebemi, TEM, i prolungamenti e le nuove linee metropolitane. Sotto il profilo urbanistico ricordo le realizzazioni di City Life avviata da Albertini e Porta Nuova. Milano ha riqualificato diverse aree prima abbandonate al degrado, attraendo importanti investimenti. Negli ultimi 15 anni, però, le amministrazioni di centrosinistra hanno smarrito la dovuta attenzione ai profili sociali che la crescita, anche impetuosa, della città accompagna. C'è bisogno di progetti che parlino a tutta la città, non solo a una sua parte. L'ADN a questo punto chiede alla Moratti: l'assessore Tancredi si è dimesso, la vice sindaca Scavuzzo ne farà temporaneamente le veci. Auspica che il successore sarà un tecnico? Beh, credo sia fondamentale che chi guiderà l'urbanistica milanese nei prossimi mesi abbia competenze, indipendenza, visione. Non è una questione solo tecnica o solo politica, serve un profilo autorevole che sappia ascoltare la città e operare con trasparenza. Ancora, il suo rapporto personale e politico con Giuseppe Sala è stato segnato da alcune divergenze pubbliche. Dopo il suo discorso in aula, come giudica il suo modo di gestire questa crisi? Ho sempre considerato il confronto politico una risorsa. Detto questo, credo che il sindaco abbia sottovalutato per troppo tempo i segnali d'allarme, benché resti convinta che non dovesse rassegnare le dimissioni a seguito dell'inchiesta.
La reazione è arrivata tardi e più per effetto delle inchieste, che per coerenza garantista, ripeto, debbano essere viste con beneficio di inventario al termine di eventuali processi, che per autentica volontà di affrontare davvero un problema strutturale. La città è ferma da mesi, più di 100 cantieri sono bloccati, migliaia di famiglie restano nel limbo di investimenti e mutui avviati e case che non ci sono. E anche le imprese, grandi e piccole fino agli artigiani, sono in enormi difficoltà per questo immobilismo. Ritiene che il centro-sinistra abbia gestito con leggerezza il potere urbanistico a Milano? Sì, e purtroppo non da oggi. Il centro-sinistra ha centrato scelte strategiche in poche mani, alimentando quella sensazione di opacità e distanza venuta a galla con l'inchiesta. Quando lo sviluppo urbano viene percepito come imposto e non condiviso, si rompe il patto tra amministrazione e cittadini. La città deve continuare a crescere e svilupparsi, ma con attenzione a chi ci vive. E questo aspetto profondamente umano che è venuto a mancare paradossalmente, ripeto, nei decenni di guida del centro-sinistra della città. Durante il mio mandato ricordo di aver promosso il piano di governo del territorio, il PGT, con una forte enfasi su ambiente e verde urbano, con l'obiettivo di fare di Milano una città giardino d'Europa. Partecipazione pubblica, apertura alle osservazioni dei cittadini, bilanciando diritti privati e interesse pubblico, trasparenza e regole, con una linea rigida contro abusi o eccessi urbanistici. Mi sarei aspettata nei successivi 15 anni di amministrazione di sinistra un ancora maggiore impegno su questi temi e invece nel 2027 si torna alle urne. Quali competenze civiche e politiche si augura per il candidato sindaco di centrodestra? Pensa a una figura civica che conosca profondamente Milano, che sappia interpretarne l'anima pragmatica ma anche la tensione ideale. Dovrà unire esperienza amministrativa, sensibilità sociale, capacità di dialogo e soprattutto dovrà ascoltare molto più di quanto si è fatto finora. Quale ruolo dovrà svolgere il centrodestra in questa scelta? Il centrodestra, dice ancora la Moratti all'ADN Cronos, deve dimostrare maturità e coesione. Non possiamo permetterci divisioni, è il momento di costruire una proposta seria, civica, aperta ai migliori talenti della città. Forza Italia, con la sua tradizione riformista e moderata, può essere garante di questo percorso unitario allargato. Ah, vedi qua dove... Quindi possiamo quantomeno supporre che l'ex sindaco Moratti suggerisca un sindaco che venga fuori dalle file di Forza Italia? Ah, saperlo. Quali saranno le istanze principali da affrontare? Casa, lavoro, mobilità, sicurezza, ma anche una nuova attenzione alla sostenibilità, non come slogan, ma come principio guida delle scelte urbane. E poi serve ricostruire un rapporto di fiducia con le periferie che oggi si sentono abbandonate. Continuare a parlare con la gente come abbiamo sempre fatto, a differenza dell'attuale amministrazione Sala. Può la politica milanese recuperare credibilità e rappresentare meglio le istanze reali dei cittadini, specie dei giovani? Deve. I giovani sono i primi a percepire la distanza tra retorica e realtà. Servono politiche concrete per il diritto allo studio, all'abitare, alla mobilità accessibile. La città deve tornare a offrire opportunità a tutti. È ancora convinta che l'urbanistica possa essere il motore della Milano del futuro o ritiene che sia arrivato il momento di cambiare paradigma? L'urbanistica, dice ancora la Moratti all'ADN Cronos, resta un motore decisivo, ma va migliorata. Non possiamo più parlare solo di metri cubi o skyline. Oggi l'urbanistica deve costruire comunità, verde, servizi, qualità della vita. È su questo terreno che la politica deve tornare protagonista positiva, indirizzando con visione. E allora, già che ci siamo, ancora la domanda che viene posta dai colleghi dell'ADN all'ex sindaco Letizia Moratti: sui social e in generale tra i cittadini c'è malcontento per una Milano considerata per soli ricchi. Un momento che recupero, ecco qua, per un sindaco percepito come il sindaco dell'area C, e anche dell'area B se per questo. Ritiene che l'urbanistica degli ultimi anni abbia davvero incluso tutte le fasce sociali o abbia alimentato diseguaglianze? La Milano degli ultimi anni ha prodotto diseguaglianze crescenti, dice la Moratti. L'attrattività è paradossalmente diventata escludente. Le periferie sono rimaste ai margini mentre il centro si trasformava, ma i problemi si sono amplificati. Negozi chiusi, vetrine spente, sono indice di crisi economica e sociale e causa anche di insicurezza.
La mancanza d'alloggi per gli studenti universitari sono un grave fardello per una città che vanta poli accademici di eccellenza. Lasciare metà delle case popolari vuote è inaccettabile. Colmare queste distanze significa cambiare metodo partendo dai bisogni reali della gente. È tempo che l'urbanistica torni a essere strumento di coesione, non di frattura sulla scia dei sindaci del passato che hanno fatto crescere la città sulla base di grandi visioni strategiche. Serve tornare all'anima profonda di Milano, quella delle scuole Antonino, civiche. scusami se ti interrompo, c'è una Dimmi. chiamata. Pronto, chi è là? Buonasera signor Tonino, Lisetta. Cara Lisetta, ben trovata. Grazie a lei. Due parole sugli arabi. Allora, Prego. signor Tonino, ultima notizia. Senza gli Ayatollah, Teheran e Gerusalemme torneranno amiche. Cioè, prima della rivoluzione i rapporti tra iraniani e israeliani erano ottimi. L'antisemitismo di Khomeini e la debole propaganda antisionistica del regime di Khomeini. Signor Tonino, se la Repubblica Islamica cade, l'odio verso gli arabi spingerà i persiani nelle braccia di Israele. Io la saluto con questo e buona serata. Buona serata, cara Letizia, scusi, cara Lisetta, io avevo ancora in testa la Moratti, mi perdoni Lisetta. Lei è sempre calzante nelle sue analisi e la ringrazio del suo tempo e della sua partecipazione. Sa, c'è anche un altro fatto, c'è tutta una generazione che è nata dopo il 1979, perché quello che molto spesso non si sottolinea è che prevalentemente l'Iran è un paese giovane. Gente che non ha conosciuto la vita al tempo dello Shah, non ha conosciuto la relativa libertà che c'era al tempo dello Shah, che era sì un regime di polizia, ma non era certo una teocrazia ossessiva e asfissiante come quella degli Ayatollah. Però questi ragazzi, io ne conosco alcuni, qualcuno è stato in collegio con me, quindi so quello di cui sto parlando. Io ricordo uno di loro che lo diceva chiaramente: guardate che i ragazzi, le ragazze a Teheran in privato vivono una vita esattamente uguale a quella dei ragazzi di tutto l'Occidente, sognano l'Occidente, vestono all'occidentale, fuori devono portare le palandrane e fare finta di niente, ma nel privato poi si scatenano. E allora c'è questa ipocrisia di sottofondo, c'è questa ipocrisia di fondo. E diciamo anche questa costrizione, che in fondo non aspetta altro che una cosa: un segnale, un leader, qualcuno che riesca a rovesciare questo regime che tra l'altro, terminata la guerra dei 12 giorni contro Israele, questo regime non ha fatto altro che cercare di incarcerare più gente possibile con la semplice scusa, col semplice sospetto di essere spioni per conto del Mossad. Ecco, questo regime che sta facendo quindi ricorso al sospetto, agli arresti senza alcun criterio, senza alcun diritto e così via, per cercare di garantirsi un minimo di sopravvivenza, è comunque un regime che risponde alle regole che stanno alla base di qualunque realtà totalitaria. L'abbiamo detto più volte citando Norberto Bobbio e lo faremo anche questa sera. Qualunque regime, anche il più corrotto, si regge sul consenso. Ma quando il consenso popolare finisce, non c'è più niente da fare. Cadi, che ti chiami Hitler, che ti chiami Stalin, Mussolini o Khamenei, è la stessa medesima cosa. La gente ti scarica, tu perdi quella base di consenso che ti permetteva di fare le adunate oceaniche, che ti permetteva di mandare, nel caso dell'Iran, la polizia morale a pestare le ragazze a morte, semplicemente per una ciocca di capelli fuori dal velo. Ecco, perdi quel consenso e tu sei finito. Non c'è più polizia, non c'è più niente. C'è un nuovo ordine che si sostituisce. Ecco, la speranza è che dopo questa guerra, dopo che l'Iran comunque le ha prese di santa ragione da Israele, perché va detto pure questo, dopo che il sistema teocratico ha mostrato le sue falle, visto e considerato che era infiltrato dal Mossad a tutti i livelli,
Beh, allora, a maggior ragione, la speranza è che questo regime teocratico, ormai marcio dopo 46 anni, di torture inflitte alla loro stessa popolazione, cada e cada, speriamo presto. Io penso che ci vorranno 6 mesi, 1 anno. Se entro 6 mesi, 1 anno non succederà niente, allora mi sa che per qualche anno ancora questo regime ormai, che può tentare di consolidarsi, ma non può durare in eterno. Questo è poco ma sicuro. Magari durerà ancora un po', magari morirà Khamenei e verrà su un altro leader, chi lo sa. Però è chiaro che davanti a sé ha un capolinea, non è che ha molto altro. Va bene, sono le 19:29. Nel frattempo, sulle magiche onde di Radio Libertà, penultima puntata di questa quinta stagione di Zoom. Vi ricordo, noi adesso facciamo una bella cosa, ci fermiamo un attimo, ci prendiamo un po' di pausa e ci facciamo anche qualche sorriso, qualche sana ghignata, per dirla con gli amici del Vernacoliere. Salutiamo l'immenso Mario Cardinali, Francesco e tutta la sua banda. Francesco Salvi, esatto, del 1989. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto! 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 Facciamo tutti dei passi, siamo una grande tribù, non siamo tanto diversi, dai prova a farlo anche tu. Bene, cominciamo col maiale, e poi, mi raccomando, è la prima volta che canto un maiale, state attenti alle parole, scandirle! Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima. Il gallo, poi mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo. Facciamo tutti dei passi, siamo una grande tribù, non siamo tanto diversi, dai prova a farlo anche tu. Esatto. 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 D'accordo, ma cerchiamo di capirci, Di nuovo a te la linea, Antonino. Rieccoci qua, grazie Sveva, alle 19:32 minuti e 34 secondi. Esatto, come diceva il buon Francesco Salvi, permettete. Io credo che Francesco Salvi sia uno dei più grandi comici sottovalutati in questo paese, perché Francesco Salvi, come Nino Frassica, come Maccio Capatonda,
come Renato Pozzetto, però Pozzetto in una maniera diversa, con uno stile, con un tono diversi. Fanno un filone surreale di comicità che, come ha riconosciuto lo stesso Frassica qualche tempo fa, in questo paese purtroppo non ha attecchito come avrebbe dovuto. Ma io ho sempre trovato Francesco Salvi un personaggio geniale nella sua ironia e nella sua comicità, veramente una persona straordinaria nella sua, perché riuscire a fare dell'ironia surreale non è facile. Il non senso, il non sequitur, queste robe o le fai perché dietro c'hai come spalla uno come Renzo Arbore, vedasi Frassica, ma poi Frassica, tra l'altro, queste cose le sa fare benissimo da solo, perché è uno che ha un bagaglio tecnico che la metà basta, oppure le fai a drive-in. Lui faceva, ve lo ricorderete, a drive-in faceva il teatro Camion quando faceva il CB Totano, e poi si è dato a fare queste canzoni ironiche nel corso degli anni 80 e 90. Un'altra di queste canzoni assurde era oppure anche Dammi un bacio, quando andò a Sanremo cantando Dammi un bacio, che momento leggendario. Io ero davanti alla televisione e mi vergogno un po'. No, non mi vergogno affatto. Peccato, perché ce ne sarebbero di risate surreali da riscoprire in questo paese. Ecco, se mi posso permettere, il B e il Ba di Nino Frassica, vi prego, se avete la possibilità di reperirlo in qualche videoteca, se lo trovate su qualche piattaforma, non so se sia anche su YouTube, ma il B e il Ba di Nino Frassica è un film che vale il vostro tempo, e soprattutto, se vi piace la comicità surreale, vi garantisco che vi farete 2 ore da sganasciarvi dalle risate. Anche perché penso solo al passo in cui lui parla del suo amico Falalla, che lei non conosce, non può conoscere. Quella è una parte veramente assurda di quel film, che già di per sé è abbastanza assurdo. Va bene, dopo avervi dato anche qualche consiglio per le vostre prossime visioni, noi adesso tra l'altro è un film che compie ora 40 anni, perché è uscito nell'85, e quindi a maggior ragione è giusto celebrare il B e il Ba di Nino Frassica. Va bene, adesso torniamo però seri, sempre l'agenzia, le nostre agenzie, qui siamo sull'ANSA, sono 24 gli indagati, ve ne parlavo in apertura di trasmissione, gli indagati per la strage alla stazione ferroviaria di Brandizzo, provincia di Torino. L'incidente sul lavoro nell'agosto del 2023 è costato la vita a 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. È caduta l'accusa più grave, quella di omicidio volontario. Per le 5 vittime, Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni di Vercelli, Giuseppe Aversa, 49 anni di Chivasso, Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. 21 persone e 3 società sono ora indagate per omicidio colposo. Le vittime erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, una ditta che stava facendo manutenzioni sui binari. Nell'area della stazione la squadra, composta complessivamente da 7 operai, stava iniziando a lavorare per la sostituzione di alcuni metri di rotaia. Avevano appena iniziato quando è sopraggiunto a 150 km/h un treno in transito, un convoglio non in servizio commerciale che stava trasportando dei vagoni passeggeri da Alessandria a Torino. L'impatto è stato tremendo, i 5 operai sono morti sul colpo, dilaniati dal treno in corsa. Ora la procura di Ivrea ha chiuso le indagini. Tra gli indagati ci sono 2 ex amministratori di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, in qualità di datori di lavoro. Figurano poi Antonio Massa, capotecnico RFI, Andrea Girardi Gibin, caposquadra Sifiger, i 2 titolari dell'azienda di Borgo Vercelli, Franco e Simona Sirianni, i 2 delegati alla sicurezza, 10 dipendenti di RFI, tra direttori d'area, responsabili delle unità manutentive e dirigenti, oltre ai vertici di CLF, l'azienda di Bologna affidataria dei lavori poi subappaltati all'impresa di Borgo Vercelli. Le società indagate sono RFI, Sigifer e CLF. Nel contestare l'omicidio colposo plurimo e il disastro colposo a tutti gli indagati, la procura parla di negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.
Quella notte nessuno si premurò ad accertarsi che il traffico ferroviario fosse interrotto nel tratto interessato dai lavori prima che la squadra Sigifer scendesse sui binari per iniziare le manutenzioni. Se è vero, come ha sancito la commissione parlamentare d'inchiesta, che l'errore umano provocato da tempi ristretti, carichi eccessivi di lavoro e processi burocratici complessi è stato la principale causa della sciagura, la meticolosa indagine della Procura di Ivrea è andata a evidenziare responsabilità che coinvolgono i livelli dirigenziali, oltre a una piena condivisione della responsabilità dei due presenti la sera dell'incidente, Antonio Massa e Andrea Girardi Gibin, per i quali inizialmente si era ipotizzata l'accusa di omicidio volontario per la gravità delle mancanze, risultate poi del tutto in linea con le generali carenze in materia di sicurezza che sono emerse nel corso degli accertamenti. Per questo il titolo di reato è meno impattante, ma le responsabilità emerse sembrano essere molto più ampie e gravi. Un plauso alla Procura di Ivrea per il lavoro svolto è arrivato tra gli altri dalla parlamentare PD Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, e dai sindacati, per voce di Giorgia Airaudo, segretario generale della CGIL Piemonte, e Luca Caretti, segretario generale CISL Piemonte. Sono felice, dichiara Massimo Laganà, padre di Kevin, che nel giorno del mio compleanno siano state chiuse le indagini sulla strage di Brandizzo in cui è morto mio figlio. È stato sicuramente un regalo di Kevin. Attendiamo ora di vedere le carte. Rete Ferroviaria Italiana, in una nota, rinnovando il proprio cordoglio per l'incidente, prende atto della conclusione delle indagini preliminari e ribadisce la propria fiducia nell'operato della magistratura, confermando la piena collaborazione con gli organi competenti. Così l'ANSA alle 19:39 minuti e 49 secondi. Nel frattempo, per quanto riguarda la situazione tra Israele e Hamas, i negoziati, ahimè, sono falliti. Batte ora l'ANSA, Witkoff, l'inviato speciale USA Steve Witkoff, parla di fallimento dei colloqui di Gaza a Doha legato alla posizione egoistica di Hamas. Abbiamo deciso di ritirare il nostro team dal Qatar dopo l'ultima risposta di Hamas che mostra chiaramente una mancanza di volontà di arrivare a un cessate il fuoco nella striscia. Sebbene i mediatori abbiano compiuto grandi sforzi, Hamas non sembra coordinarsi o agire in buona fede, afferma Witkoff nella sua dichiarazione. Valuteremo ora, afferma, opzioni alternative per riportare a casa gli ostaggi e cercare di creare un ambiente più stabile per la popolazione di Gaza. È una vergogna che Hamas abbia agito in questo modo egoista. Siamo determinati a por fine a questo conflitto e a raggiungere una pace duratura a Gaza, aggiunge l'inviato USA. Witkoff non fornisce dettagli su quali opzioni alternative potrebbero prendere in considerazione gli Stati Uniti e non è chiaro se la dichiarazione sia un tentativo di aumentare la pressione sul gruppo terroristico affinché scenda a compromessi. Dopo la risposta di Hamas all'ultima proposta di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi, il premier Benjamin Netanyahu ha richiamato la squadra negoziale dal Qatar per continuare le consultazioni in Israele. Lo afferma il suo ufficio in una nota. Apprezziamo gli sforzi dei mediatori Qatar ed Egitto e gli sforzi di Witkoff per raggiungere una svolta nei colloqui, afferma l'ufficio del premier. Il Times of Israel afferma che non è chiaro se gli sviluppi indichino una rottura dei colloqui, mentre Axios parla di crisi nei negoziati. In precedenza l'ufficio del primo ministro israeliano aveva confermato di aver ricevuto l'ultima risposta di Hamas alla proposta di un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi, aggiungendo che stava esaminando attentamente il documento. Secondo quanto dichiarato da una fonte israeliana al Times of Israel, la risposta aggiornata di Hamas è praticabile. Alcuni funzionari israeliani, riferisce la TV Channel 12, parlano invece di progressi non significativi per l'irrigidimento delle posizioni di Hamas sui principali nodi della trattativa. Questo è quanto accade alle 19:42 minuti e 15 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Nel frattempo, già che ci siamo, un'altra guerra si profila all'orizzonte perché la Thailandia ha chiuso l'intero confine con la Cambogia e sono state evacuate 40.000 persone. Sono salite a 12 il bilancio delle vittime negli scontri, con la Cina che invita al dialogo e naturalmente questo non lascia ben sperare per questo benedetto pianeta.
permetteteci, vogliamo fare un augurio di pace e vogliamo ripetere le parole di qualcun altro molto più ferrato sul tema, che aveva la parola pace nel suo cognome. Tutto, niente è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Questo qualcuno si chiamava Eugenio Pacelli e di mestiere faceva il Papa, era Pio XII che fu Papa tra il 39 e il 1958. Ma la verità è sacrosanta, tutto può essere perduto con la guerra, ma con la pace non si perde mai, c'è sempre da guadagnare con la pace. Va bene, sono le 19, 43 minuti e 34 secondi. Che dire di più? Noi concludiamo questa penultima trasmissione per questa stagione di Zoom. Io voglio ringraziarvi come sempre. Vi ricordo quindi che domani chiudiamo la quinta stagione e torneremo in onda il 22 settembre, ma da lunedì ci sarà l'orario estivo. Quindi io passerò dalle 10:30 alle 12:30 lunedì, venerdì con Capitaneria di Porto, che sarà la versione estiva di questo programma, e in particolare dal 6 agosto io sostituirò Sammy Varin al mattino nella conduzione della rassegna stampa, quindi dalle 8:30 alle 10:30 vi porterò il buongiorno, la granita con la brioche col tuppo, e se siete messinesi la mezza con panna, quindi granita al caffè, panna e brioche col tuppo. E se non lo siete la apprezzerete ugualmente perché è molto buona, ve la suggerisco caldamente. Dopodiché dalle 12 alle 14 tornerò sempre per Capitaneria di Porto e assieme trascorreremo questo mese di agosto fino al 29, venerdì 29 di agosto. Zoom tornerà in onda appunto lunedì 22 settembre alle 18:05 trattabili. Ci salutiamo adesso con Lucio Battisti, arrivederci a questa sera del 1980. Grazie ancora una volta per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Arrivederci a questa sera, almeno spero di rivederti. Quello che hai detto l'ho già scordato, mi piacerebbe che anche tu a questa sera. Avete ascoltato